Mercoledì 28 settembre, buongiorno, ben trovati da Francesca Romana Ceci. E buongiorno da Massimo Giraldi. Ormai sembra davvero un bollettino di guerra. L'ultimo caso è avvenuto ieri a Manerbio, in provincia di Brescia. Un operaio di 60 anni stava effettuando lavori di manutenzione in un'azienda specializzata in profilati di alluminio. È stato travolto e ucciso da un macchinario. Il giorno prima a Lonato del Garda ancora un altro dramma. Un operaio schiacciato da un muletto è finito in ambulanza in codice rosso. È davvero difficile tenere il conto che cambia appunto ogni giorno. Al 31 agosto le vittime, secondo i dati INAIL, erano 569, con un aumento del 164% dopo la pandemia, e ogni numero è una vita che non c'è più e una famiglia nel dolore. 335 699 2949 è il nostro numero di telefono per i vostri messaggi, WhatsApp e WhatsApp audio. Noi diamo subito il buongiorno a Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro. Buongiorno. Buongiorno. Osservatorio Sicurezza sul Lavoro, Vega Engineering di Mestre, che ha elaborato questi dati INAIL che abbiamo riferito. Ha fatto un conto, il vostro osservatorio, confrontando le vittime del primo semestre degli ultimi 4 anni, dal 2019 fino al 2022 quest'anno. Che cosa è emerso, Rossato? Allora, emerge sostanzialmente che la situazione non cambia rispetto agli anni pre-Covid, ossia nonostante tutti gli annunci che ci sono stati negli ultimi anni, anche del Presidente della Repubblica, ma non solo, anche di molti altri politici, di interventi mirati a migliorare la situazione della sicurezza negli ambienti di lavoro, non hanno portato nessun effetto positivo. Sostanzialmente ogni anno subiamo più di 1000 morti all'anno negli ambienti di lavoro, e la situazione non cambia. Ecco, abbiamo riferito questo aumento, non cambia la situazione, cambiano però i numeri. Un aumento, voi avete elaborato 164% in più rispetto di vittime rispetto all'epoca pre-Covid, dopo la pandemia. Sì, per l'esattezza sappiamo che l'anno 2020 è un anno che ha delle statistiche diverse rispetto agli altri per le varie chiusure che ci sono state. Sostanzialmente, se consideriamo l'anno 2021 e 2022, il primo semestre, notiamo un incremento delle morti sul lavoro, escludendo le morti sul lavoro dovute a Covid, che è pari al 164%, ossia sappiamo che nel 2021 molti sono morti anche nei luoghi di lavoro per causa Covid. Nel 2022 queste morti non ci sono più, fortunatamente, e quindi i numeri, che nel complesso sembrano più o meno similari, anzi con un decremento nel 2022, nel primo semestre, in realtà nascondono un problema, che è quello dovuto alle morti non Covid, cioè le vere morti sul lavoro che accadono appunto nel luogo di lavoro con o senza mezzo di trasporto. Lei prima facevate riferimento al caso del muletto, no? Quindi è un uso di un mezzo di trasporto. Presidente, c'è una classifica, è orribile dirlo, però c'è una classifica delle regioni italiane relativamente alle morti sul lavoro. C'è chi ha preso la maglia nera e c'è chi invece non ha mai abbandonato la zona bianca. Parliamo della Sardegna. Ecco, che cosa avviene in Sardegna che la diversifica così tanto dal resto dell'Italia? Sì, sicuramente il tipo di attività lavorativa che viene svolta in preponderanza nelle varie regioni. Sappiamo che la Sardegna è comunque una regione dove l'attività lavorativa è molto spesso il turismo, e lì naturalmente i rischi sono inferiori rispetto ad attività quali agricoltura oppure cantieristica. Ecco, prego. Sì, quindi poi ovviamente dipende anche, noi queste statistiche regionali le facciamo anche per sensibilizzare i politici e comunque i presidenti delle regioni ad adottare delle misure di sicurezza per migliorare la loro posizione, purtroppo, come dice lei, brutta come regione rispetto alle altre regioni d'Italia. Ecco, nella vostra analisi dei dati emergono dei fatti che sono insomma da non trascurare. Intanto l'età, le fasce d'età delle vittime maggiormente colpite, gli over 65, quindi sull'orlo della pensione, e i giovanissimi. Che cosa ci dicono questi dati?
Sì, qui dimostrano un fenomeno che è legato alle abitudini, ossia alla cultura della sicurezza. Allora, per quanto riguarda le fasce d'età over 65, purtroppo troviamo un'incidenza di mortalità, ossia quante morti rispetto alla popolazione lavorativa over 65, che dà un numero molto alto, rispetto anche di 6-7 volte più alto rispetto a fasce di età inferiori, ossia che vanno dai 35 ai 40-45 anni. Probabilmente il fenomeno, questo è dovuto al fatto che la prestanza fisica purtroppo non c'è più oltre una certa età e quindi difficilmente si esce da situazioni pericolose senza averne un danno molto elevato per arrivare anche alla morte. In effetti questo fenomeno lo vediamo anche nei giovani, soprattutto fascia di età che va dai 15 ai 21 anni. Troviamo che c'è un indice infortunistico molto elevato, ossia si fanno male in molti, però in pochi si fanno molto male, ossia in pochi purtroppo decedono. Ecco, Presidente, una delle ultime statistiche ci parlava di 3 morti al giorno, 3 vittime al giorno sul lavoro, eppure se ne parla tanto, noi stessi da questi microfoni ne parliamo davvero spesso di incidenti sul lavoro, ma cosa manca allora? Ma fondamentalmente manca un po' di tutto. Allora, la legislazione è una legislazione che molti dicono che andrebbe cambiata, ma in realtà è una legislazione molto completa, a volte anche assai complessa, ma comunque dopo svariati anni che è in vigore, perché parliamo del decreto legislativo 81 del 2008, è una legislazione comunque abbastanza precisa e definita. A questo riguardo, scusi se l'interrompo, vorrei citare proprio le parole della neopresidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, che nei giorni scorsi, insediandosi, ha detto: ci sono errori, omissioni, c'è una scarsa attenzione nell'attuare nel modo migliore leggi che sono molto avanzate, riferendosi appunto agli incidenti sul lavoro. In effetti sono leggi molto avanzate, sono leggi che derivano dalla Comunità Europea, da direttive europee e sinceramente io non me la sento di dare una colpa alla legislazione. Sono poco applicate, è vero, sono poco applicate, anche se la situazione in termini di formazione sta migliorando, ancora non produce gli effetti che tutti speravamo di vedere. E proprio i dati sui giovanissimi ci fa capire che la formazione forse manca a chi entra nel mondo del lavoro. Quello che succede, per fortuna sono casi rari ancora, ma quello che succede nell'attività che svolgono i giovani studenti di alternanza scuola-lavoro è qualcosa di tremendo. Per l'esperienza che abbiamo noi, lì è un problema di accompagnamento, ossia di tutoraggio durante il lavoro, e un problema anche di formazione che non viene spesso fatta, anche se è obbligatoria, a questi giovani che dovrebbero andare in azienda solo per vedere come si lavora, per rendersi conto che cos'è un ambiente lavorativo. Molto spesso poi invece vengono lasciati anche andare in zone di lavoro che comportano dei rischi particolari.